Eder, Mac, Pallister. Sebastiano, potresti essere sospettato anche tu adesso? Guarda, intanto devo dirti che tutto quello che hai detto, che io sono sospettato di qualcosa, guarda, sono cose che comunque non mi toccano, perché comunque devo dirti che noi, io e il mio avvocato, i miei consulenti, comunque aspettiamo da avere dalla dottoressa Cattaneo il momento in cui depositerà in procura, e la procura visualizzerà tutto quello che è stato fatto, tutto quello che è stato depositato dalla dottoressa. Di conseguenza ci vorrà un po' di tempo per capire esattamente quello che la procura deciderà. Però Liliana è stata aggredita. Anche queste cose qua, vedi, Mirta, sono cose che dovranno essere valutate, visualizzate, cercato di capire. I miei consulenti appunto stanno lavorando su questo. Parliamo di un'aggressione? Non lo sappiamo. Parliamo di qualche altra cosa? Non lo sappiamo. Tutto questo è una cosa che comunque andrà capita, verificata. Dopodiché vedremo cosa Però la famiglia di Liliana non la pensa così. Quello che dice, guarda, quello che dice la famiglia di Liliana sono problemi loro. Loro hanno una loro tesi, una loro idea, qua e là. Ma è quello che a me interessa, non è quello che pensa la famiglia di Liliana, è quello che pensa la procura. Questo è quello che dobbiamo... La presenza delle ferite sul corpo di Lili non consentono di derivarne il nesso di causa dell'azione di terzi qualsiasi, né di giungere all'identificazione di eventuale responsabile che consenta di mutare l'iscrizione di notizia di reato ad oggi contro ignoti. Io non sono qua per ascoltare quello che dicono i parenti e le cose così. Io sono qua per poter rispondere, dialogare, parlare di quelle che sono le mie situazioni. Capisci? Se dobbiamo fare un processo ci troviamo in tribunale qua e là, ma quello che dicono i parenti... Sebastiano in questi 3 anni ha cambiato versioni, non ha mai parlato di omicidio, ha sempre detto che ha fatto del male a mia moglie, ha sempre detto che si è suicidata. Lui non aveva nessuna intenzione né di cercarla quando era scomparsa né di far niente dopo la sua morte. Lui dalle prime interviste ha cominciato a dire bugie, perché così si chiamano casa mia. Sua moglie era soltanto quando va in televisione, perché quando è fuori televisione non esiste più neanche Liliana. Lui remava contro, lui non voleva fare niente, lui aspettava gli inquirenti sul divano, ma 50.000 foto, ma prendi le foto, va in giro per città, bussa ai condomini. No, lui stava lì ad aspettare, non aveva tempo perché doveva andare alle sue saune comunque, perché doveva andare in ristorante a mangiare comunque. Lui ha fatto tutto meno che cercare Liliana. Io non ho più niente da dire a Sebastiano, anzi l'unica cosa che posso dirgli è che lui non è più mio parente, non è più nessuno, anzi meno del niente. Perché chi ha suggerito il suicidio? Chi ha detto di cercare l'orologio rosa? Noi non sapevamo niente dell'orologio rosa. Secondo me lei è stata pestata come un pugile sul ring, questo ormai è evidente. E poi l'hanno confezionata coi sacchetti, perché sì, è logico che è morta da soffocamento da sacchetto, ma non se li è messi in testa da sola. Evidentemente... How are you? Evidentemente parliamo 2 lingue diverse, noi stiamo lavorando su questo. A me interessa sapere cos'è successo a Liliana. Quello che dicono parenti, amici, conoscenti, tutto quello che... non mi interessa. Io ho i miei avvocati, i miei consulenti che stanno seguendo il caso, di conseguenza è questo che mi interessa, capisci? Io sono qua per questo, non per sentire cosa dice la cugina, quello o quell'altro. Per carità, ognuno ha le sue idee, le sue cose e anche le loro ragioni. Però noi ci dobbiamo basare su quello che sono gli atti, quello che la dottoressa Cattaneo ha fatto, quello che depositerà, quelle cose che verranno fuori, questo è importante. Quello che dicono i miei consulenti, il mio avvocato, sono cose... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.